il quale si potrà prenotare il tampone ma anche scaricare il certificato di guarigione o quello di inizio isolamento. Da lunedì attivo il nuovo portale della Regione. Da lunedì sarà possibile effettuare i tamponi di fine isolamento e fine quarantena gratuitamente anche in farmacia. L'annuncio del presidente Zaia, deboli segnali di miglioramento della pandemia. In tribunale a Treviso l'arringa della difesa di Vincenzo Consoli. Veneto Banca non è fallita per la sua arroganza ma per la pretesa di farla fondere con la Popolare di Vicenza. Incidenti stradali nella Marca, il più grave all'Alba San Fior, dove un 32enne dopo lo schianto contro un Platon è stato sbalzato dall'abitacolo. Fermato un'auto per un controllo a Castelfranco, il guidatore era senza patente, il passeggero doveva essere invece in quarantena presso la sua abitazione a Padova. La storia di Gioele, bimbo trevigiano di 9 anni che ha scritto una lettera all'amico Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi la sorpresa, a casa del bimbo è arrivata la risposta. È partito il torneo di padel nazionale all'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso. La nuova disciplina spopola e sta soppiantando il tennis. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli li avete sentiti. La dottoressa Russo della prevenzione del Veneto è entrata nei dettagli del nuovo portale attivo dal lunedì per la prenotazione dei tamponi. Eccola la nuova piattaforma regionale attiva da lunedì a cui si potrà accedere dall'indirizzo sorveglianzacovid.0.veneto.it per semplificare l'accesso diretto dei cittadini ma anche per supportare le ULSS in alcuni aspetti della gestione dei nuovi casi di positività. 4 le sezioni in cui è diviso il portale, ad iniziare da quella informativa. Che dice che cosa significa isolamento, cosa significa quarantena e che cosa bisogna fare. Poi ha la possibilità di accedere alla prenotazione del tampone, come abbiamo detto, questo senza SPID. Nel caso in cui il soggetto risulta ancora positivo, questa è un'altra cosa che abbiamo inserito nel provvedimento del nuovo piano di sanità pubblica, può rifare il tampone non più aspettando 7 giorni, ma abbiamo accorciato alla metà. Quindi fra 3-4 giorni. Chi è in possesso dello SPID può fare un passo ulteriore. C'è una scheda personale, quindi Francesca Russo, io posso cliccare se sono sintomatico o asintomatico. Questo per noi è importante perché è la stessa domanda che fa l'operatore praticamente quando telefona. Per chi invece ha già in mano l'impegnativa del suo medico con la prescrizione del tampone, ci saranno delle slot a disposizione alternative. Se entra nel sistema non può prenotarsi direttamente da questo, ma lo collega all'azienda ULSS. Intanto in queste ore si sta lavorando per implementare i sistemi informatici delle farmacie, dove sempre da lunedì si potranno effettuare gratis i tamponi di fine isolamento e fine quarantena, anche per i contatti scolastici. Devono andare in farmacia portando o il foglio che le è stato consegnato dalla scuola oppure quello che hanno da parte dell'ULSS e quindi fanno il test. Per quanto riguarda il fine isolamento, anche lì è chiaro che bisogna avere o la mail dell'ULSS oppure insomma del medico. E la dottoressa Russo insieme al gruppo di lavoro nazionale è impegnata per rivedere le regole delle quarantene. Il presidente Zaia ha ribadito la necessità di rivedere il concetto di caso e di concentrarsi sugli asintomatici, con la proposta del Veneto che prevede per il vaccinato con 3 dosi, se asintomatico, solo 3 giorni di quarantena. E poi c'è il nodo più difficile da districare, quello delle scuole, con una prima modifica comunicata ieri sera che riguarda gli studenti con disabilità nel caso di 2 o 3 positivi in classe. I disabili possono con l'organizzazione della scuola, se questa lo consente, continuare in presenza. All'inizio della prossima settimana le regioni che hanno già presentato le proprie proposte incontreranno il governo. Noi ci aspettiamo una risposta positiva. Deboli ma importanti segnali di miglioramento sul fronte pandemia arrivano dal monitoraggio di questa settimana in Veneto. Ne ha parlato il presidente Zaia, che poi ha annunciato importanti novità per quanto riguarda i tamponi. I tamponi di fine quarantena si possono già fare in farmacia per i contatti scolastici e la fine quarantena. Il fine isolamento, ecco qua, può andare anche in farmacia o anche dal suo medico di base o dal pediatra di libera scelta, che praticheranno il test utilizzando un test di prima generazione.
Da lunedì il tampone di fine quarantena fiduciaria dopo un contatto con positivo o per contatto scolastico, ma anche il tampone di fine isolamento di un soggetto positivo potranno effettuarsi presso il proprio medico di base o, ed è la novità più importante, nelle farmacie gratuitamente. La spesa infatti avrà la copertura della Regione, che ha messo a bilancio 5 milioni di euro. Nella tarda serata di ieri è arrivata l'attesa lettera del Ministero della Salute firmata dalla responsabile della prevenzione, professor Rezza, che dà il definitivo via libera ad un provvedimento che vede già pronta la delibera di giunta che ne recepisce i contenuti. Sempre nella stessa giornata verrà attivata una nuova piattaforma regionale. Nel momento in cui sei positivo, entri come per prenotarti il vaccino con la stessa modalità e ti prenoti il tampone. A 7, te lo spara già a 7 giorni o a 10 giorni in base al tuo stato vaccinale. Quando c'è il positivo, già da lunedì arriverà un messaggio. Ti arriva un messaggio che ti dà il link per entrare e fissarti il tampone. Per chi poi è in possesso dello SPID ci sarà la possibilità di scaricare direttamente dal portale il certificato di guarigione o quello di inizio isolamento. Iniziative che arrivano al termine di una settimana che lo stesso Zaia aveva annunciato cruciale per capire la direzione della pandemia in Veneto, e di fatto lo è. Possiamo dire che verosimilmente da un po' di giorni si sta calando. Oggi il bollettino conta 35 pazienti in meno nelle ultime 24 ore in Veneto, 14 di questi hanno lasciato le terapie intensive. Attualmente l'occupazione dell'area medica è al 17%, 3 punti al di sotto della soglia dell'area arancione, 25% l'occupazione dei reparti intensivi, 5 punti sotto l'arancione. Significativo proprio il dato che arriva dalle rianimazioni. Da 18-20 persone in ingresso al giorno siamo alla metà. Ed ora siamo alla cronaca. Udienza a Fiume a Treviso per il processo a Vincenzo Consoli sul crack di Veneto Banca. Udienza che è terminata solo pochi minuti fa e per noi proprio davanti al Tribunale di Treviso. Lo vedo già sullo schermo il nostro Lucio Zanato. Lucio, buonasera. Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, mi trovo all'esterno del Tribunale di Treviso dove da poco è terminata l'arringa di Ermenegildo Conestabile, l'avvocato della difesa di Vincenzo Consoli per quanto riguarda il processo per il crack di Veneto Banca. Devo dire un'arringa molto lunga, oltre 9 ore, iniziata intorno alle 9:50 e terminata poco fa. 9 ore nelle quali l'avvocato della difesa ha cercato di smontare le tesi accusatorie dei pubblici ministeri, però la sintesi, diciamo, della sua arringa nel servizio che mettiamo in onda adesso. Io non sono emozionato, io sono deluso. Deluso perché il pubblico ministero ha perso un'occasione. Ha iniziato così oggi in tribunale a Treviso l'avvocato della difesa di Vincenzo Consoli, ex numero 1 di Veneto Banca. Ha iniziato attaccando a testa bassa la tesi accusatoria dei pubblici ministeri Massimiliano De Bortoli e Gabriella Cama sull'azione di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e falso in prospetto a carico del suo assistito. L'avvocato Conestabile non si è dichiarato però solo deluso. Sono angosciato perché il pubblico ministero non ha capito alcuni temi importanti. Temi che la difesa ha scandito, ripercorrendo tutte le testimonianze udienza per udienza, mettendo in luce un quadro totalmente diverso sulla vicenda che ha portato al fallimento di Veneto Banca. Partendo dagli ispettori di Banca d'Italia che non avrebbero confermato lo stato di sofferenza emerso durante i controlli del 2013 e del 2014, ma solo un gruppo cresciuto troppo in fretta con acquisizioni importanti in Italia e all'estero. Motivo per il quale sarebbe stato acquistato il famoso aereo diventato il simbolo dello sperpero di Consoli. In realtà, ha sottolineato il difensore, era indispensabile per seguire la continua serie di riunioni e consigli di amministrazione non solo in Puglia, Marche o Monza e Brianza, ma soprattutto tra Irlanda, Romania, Bulgaria, Albania e Moldavia, che tra l'altro serviva non per Consoli ma per il presidente Flavio Trinca e il suo vice Franco Antiga. Poi l'avvocato Conestabile ha contestato la tesi di una dirigenza fatta da fantocci alla mercé di Consoli, snocciolando dirigente per dirigente la provenienza dai maggiori istituti di credito e sottolineando come per l'operatività dovessero rispondere solo al consiglio di amministrazione della banca e non al direttore generale. Spostati da un'aula senza riscaldamento, la difesa ha chiesto di scagionare l'imputato spiegando che Veneto Banca sarebbe stata di fatto vittima non di una gestione vorace e arrogante, ma dall'ostinazione di Consoli di non cederla di fatto alla Banca Popolare di Vicenza, come invece voleva Banca d'Italia. Quindi convertire il prestito obbligazionario
fare l'aumento di capitale tanto contestato, vendere le partecipazioni, fondervi con un altro operatore di elevato standing. E in più cosa vi dice? E non a caso te la aggancia questa cosa dell'elevato standing, e da qui nasce poi il contrasto. Tenuto conto di quanto emerso in sede ispettiva, gli attuali membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale di Veneto Banca non potranno ricoprire incarichi presso il soggetto risultante dal progetto di fusione. Quindi gli addetti, vendetevi e uscite fuori dalle scatole. Così l'avvocato Conestabile, vendetevi e poi uscite dalle scatole. Questo sarebbe stato il messaggio di Banca d'Italia alla dirigenza di Veneto Banca, che doveva fondersi con Popolare di Vicenza, motivo per il quale poi Vincenzo Consoli si è opposto, e da lì poi c'è stato tutto il tema che ha portato al crack della banca. Sono con Luigi Fadalti, avvocato di parte civile di molti dei risparmiatori, il suo commento a questa arringa. È una tesi vecchia, priva di qualsiasi riscontro. Ora, io personalmente ho grandi riserve sull'operato di Consob e Banca Italia, così come ho grandi dubbi sulle ragioni vere per le quali il governo Renzi, con il decreto legge 3 del 2015, impose la trasformazione in società per azione delle banche popolari che avessero un attivo patrimoniale superiore agli 8 miliardi. Ma tutto ciò non c'entra niente con il default di Veneto Banca. È stato accertato e dichiarato in dibattimento che al 31 dicembre del 2013 la banca già era in condizioni di sostanziale insolvenza. Tutto ciò che è accaduto successivamente era il risultato di quanto era stato fatto in precedenza, ovvero sia di una gestione dissennata ed approssimativa della banca. Ecco, per quanto riguarda l'avvocato della difesa, ha chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste sia per tutti e due i capi di imputazione attuali, perché il terzo è andato prescritto. Secondo lei? Vi sono plurimi i riscontri sulla natura obiettiva e sulla ricorrenza di tutte le contestazioni che sono state elevate. Per quello che riguarda i risparmiatori che sono interessati soltanto dal falso in prospetto, è accertato che nel prospetto relativo all'aumento di capitale 2014, ripeto, a banca già sostanzialmente insolvente, sono state taciute e omesse tutta una serie di elementi che invece avrebbero dovuto essere elencati e dichiarati. Ecco, poi l'avvocato della difesa ha sottolineato che le baciate erano già state dichiarate nell'atto dell'aumento di capitale. Cosa che mi suona assolutamente nuova, perché non è nel capo di imputazione, non è quello che è emerso al dibattimento, e comunque quelle operazioni non avrebbero dovuto essere effettuate. Grazie all'avvocato Fadalti. Sentiamo se dallo studio ci sono delle domande. Daniela? No, grazie davvero Lucio, grazie, ringrazio anche l'avvocato da parte nostra. Grazie, buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi. Noi andiamo avanti con la cronaca. Ha fermato un'auto per un controllo a Castelfranco, il guidatore era senza patente, il passeggero doveva invece essere in quarantena presso la sua abitazione a Padova. Un normale controllo su strada da parte di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco. Mai si sarebbero aspettati i militari che entrambi i giovani residenti nel Padovano stessero commettendo delle violazioni. Il conducente, 33 anni, stava tranquillamente guidando l'auto senza patente che gli era stata ritirata 2 anni prima con un provvedimento prefettizio. Ai militari dell'Arma si è giustificato asserendo di essersi posto alla guida solo qualche istante prima del controllo. Non solo, il passeggero, tranquillamente seduto accanto, doveva in realtà trovarsi in quarantena nella sua abitazione di Padova. Anche in questo caso poco convincente le giustificazioni del ragazzo, che ha spiegato ai carabinieri di essere uscito per cena con l'amico, credendo di aver ormai terminato il periodo di isolamento domiciliare cui era sottoposto. Per il guidatore pizzicato senza patente scatterà ora una sanzione amministrativa di svariate migliaia di euro, mentre la condotta del passeggero sarà oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria. Ed intanto continuano serrati i controlli sul rispetto delle prescrizioni anti-Covid da parte dei carabinieri di Treviso. Quotidianamente sono più di 2000 le verifiche svolte nella Marca sui possessori di Green Pass, con quasi 200 attività ed esercizi pubblici controllati, in gran parte senza riscontrare gravi violazioni.
Assalto nella notte al bancomat della locale agenzia della Banca delle Terre Venete a Riesopio X. I malviventi hanno prima oscurato le telecamere di videosorveglianza, poi hanno tentato di forzare lo sportello utilizzando probabilmente un piede di porco. Immediatamente è scattato l'allarme che ha convinto i ladri a fuggire. Il colpo è stato tentato intorno all'1:20. I danni sono limitati al solo sportello, che è leggermente danneggiato, mentre gli investigatori dovranno visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare la banda dei ladri. Grave incidente all'alba di oggi, un 32enne alla guida di una Toyota Yaris per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Conegliano ha perso il controllo e si è schiantato contro un platano. L'auto è poi carambolata per circa un centinaio di metri, il sinistro è avvenuto lungo la Pontebano a San Fiore, l'autista è stato sbalzato dalla vettura, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica e l'ambulanza del SUAM 118, il 32enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Treviso. Altri incidenti alle 9:40 sempre a San Fior lungo la rotonda di fronte a Mercatopoli, si sono scontrate frontalmente una Fiat Doblò e una Peugeot 3008 che è finita ruote all'aria in seguito allo scontro. Il primo mezzo avrebbe percorso la rotatoria contromano, una donna è stata trasportata in ospedale a Conegliano, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, lesa invece la conducente del furgoncino. Sul posto vigile del fuoco, polizia stradale di Castelfranco Veneto. Ed ancora un altro incidente a Colle Umberto in via Minzoni, uno scontro tra due auto, il bilancio è di 2 ferite, entrambi non in condizioni gravi. A scontrarsi frontalmente una Volkswagen Polo guidata da un uomo e una Fiat 500 con a bordo una donna. Quando la maestra ha chiesto ai bambini di scrivere sul diario di qualcosa che piacesse loro, lui ha indirizzato le sue parole ad un amico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quella letterina è arrivata al Quirinale e in questi giorni a casa del piccolo Gioele di Fara di Soligo è stata recapitata la risposta scritta di proprio pugno dal presidente. Caro Gioele, ti ringrazio molto per le parole che hai scritto per il diario a mio rispetto e ti invio gli auguri più affettuosi per il tuo futuro. Un caro saluto, Sergio Mattarella. Seduto al suo banco nell'aula della quarta A della scuola elementare di Soligo, Gioele, 9 anni, legge la lettera che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha inviato in risposta alle parole che il bambino ha scritto nel suo diario scolastico e che la maestra, tramite la parlamentare Angela Colmellere, è riuscita a far arrivare al Quirinale. Gioele gli ha scritto come a un amico, dopo essere rimasto colpito dal suo discorso di fine anno e da una frase in particolare. Dalle difficoltà si esce solo se ognuno di noi compie il proprio dovere fino in fondo. Voglio gridare questa frase a tutti gli italiani, perché se tutti facciamo così l'Italia sarebbe un posto migliore. Non dunque il Sergio Mattarella che esulta agli europei di calcio, non quello che durante il lockdown scherza sui capelli nei fuori onda ha colpito Gioele, ma il presidente serio e composto che in chiusura di mandato chiede a ciascuno di fare la propria parte. Diceva che quelli che si fanno il vaccino sono maturi. E io sono d'accordo con lui. Tu sei andato a farlo? Sì, la seconda dose ieri. E quindi ti senti di aver fatto la tua parte? Sì, esatto. Quando avete visto questa busta cosa avete pensato? Che Gioele ha ragione. Questa forse è proprio la dimostrazione che un presidente ha scritto a un bambino e questo bambino aveva capito che Sergio poteva essere l'amico di tutti quanti. Il fatto di avere un qualcosa che parta dai bambini in classe è ed è stato in questo caso di stimolo per portare l'attenzione in maniera vicina anche alla classe rispetto a queste tematiche. Considerare il Presidente della Repubblica Italiana un amico quindi significa condividere dei valori alti. Gioele è triste che Mattarella concluda il settennato, ma come tutti gli italiani segue con curiosità l'elezione del suo successore. C'è molta aspettativa e insomma staremo a vedere che passo di giorno in giorno verrà fatto proprio per arrivare alla proclamazione del Presidente della nostra Repubblica. Pieve di Soligo perde il suo decano, si è spento nella notte Pietro Fornasiere, il più anziano del comune. Aveva compiuto 107 anni lo scorso 6 ottobre, il cordoglio ed il ricordo del sindaco Stefano Soldan.
una figura direi straordinaria per la vita che ha condotto, per la bontà e il sorriso che sempre aveva nei confronti di tutti. Abbiamo imparato a conoscerlo, io come sindaco, ma credo anche tutti i cittadini e anche chi non risiede a Pieve, perché era il cittadino più longevo di Pieve di Soligo e in questi anni ha avuto insomma anche una certa ribalta mediatica. Ci stringiamo attorno ai familiari e con dispiacere prendiamo atto di questa morte, che però arriva anche a un'età insomma considerevole, con la certezza che comunque non ha sofferto in questo ultimo periodo, quindi insomma lo lasciamo andare a riposare. È partito il torneo di padel nazionale all'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso. È partito ieri con il tabellone di qualificazioni che terminerà oggi verso pausa pranzo, diciamo, e da primo pomeriggio parte tutto il tabellone principale maschile e femminile. 70 coppie si contendono il torneo nazionale di padel all'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso. Tantissimi gli iscritti, tra cui giocatori top di seconda categoria e players di prima categoria, desiderosi di misurare il loro valore tecnico con il livello maggiore. Partiamo oggi con questo torneo agonistico, che è una serie di tutta un'attività sportiva agonistica che parte qua al circolo. Uno sport sempre più in voga, il padel, sta decollando a livello agonistico, raggiungendo quasi i numeri del tennis. Il nostro obiettivo è quello di far crescere tutti i giovani, insomma, che sia amatoriale o non amatoriale. Il club, nato dal recupero del tennis Zambon, comprende 6 campi da tennis, una scuola con istruttori per adulti e bambini, 2 palestre ben attrezzate e una moderna area wellness dove trascorrere del tempo in spa. Eccoci qui, siamo nel salotto del clubhouse del Racquet Club, siamo con il campione Adriano Panatta. Adriano, da quanto tempo è aperto il clubhouse? Abbiamo fatto l'inaugurazione del Racquet Club, che era metà ottobre, poi abbiamo iniziato l'attività veramente verso metà novembre, per cui diciamo che sono 2 mesi che siamo aperti. I 6 campi da padel, accessibili liberamente senza necessità di tesseramento, sono tutti coperti e si trovano a fianco del capannone principale. Noi abbiamo appunto organizzato questo torneo nazionale, che è un torneo importante, proprio per farci conoscere, per far conoscere questo posto dove può venire chiunque. L'auspicio per il futuro qual è? L'auspicio per il futuro è che questo posto possa diventare un posto dove la gente può venire a fare sport, può venire a mangiare molto bene, perché nel ristorante si mangia molto bene, starsene d'estate in piscina tranquilli con tutti i comfort. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Antonella Fabbri chiede giustizia e verità sull'ex dirigente dell'ufficio affari legali dell'ULSS 1 e altri 3 professionisti dell'azienda sanitaria bellunese, componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari, pende l'accusa di falso materiale e ideologico. Gran parte di questa costruzione che è stata portata avanti dall'autorità giudiziaria è fondata su il nulla. E lo dico senza tema di smentita, perché il nulla è dato anche dalla sparizione di documentazione che negli atti processuali invece doveva esserci. Apparizioni e sparizioni di atti sostanziali del procedimento Principe, toni inutilmente dispregiativi che hanno minato 30 anni di condotta professionale specchiata, una richiesta di archiviazione per l'ipotesi di favoreggiamento e un processo pendente per falso materiale ideologico. Dopo 2 anni difficilissimi durante i quali ha mantenuto un profilo riservato e un rispettoso silenzio
sulla questione che la vede indagata e denunciante, Antonella Fabbri, ex dirigente dell'Ufficio Affari Legali dell'ULSS di Belluno, oggi ha esplicitato pubblicamente le sue ragioni per i fatti collegati all'inchiesta per epidemia colposa condotta dalla Procura di Belluno nei confronti del primario di Otorino Laringoiatria del San Martino. Nell'indagine, oltre allo specialista, finirono anche i 4 componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'ULSS 1, tra loro Antonella Fabbri, tutti indagati per favoreggiamento e falso materiale ideologico. In successione GIP, Tribunale del Riesame e Cassazione rigettarono l'istanza del capo della Procura, Paolo Luca. Al proscioglimento del primario è seguita la richiesta di archiviazione per favoreggiamento per i 4 dirigenti dell'ULSS 1, alla quale la Fabbri si è opposta, e di rinvio a giudizio per falso ideologico e materiale. Ad oggi la data dell'udienza preliminare, pur annunciata, non è ancora stata notificata. Non mi ha fatto piacere sentirmi dare della poco credibile. Ho fatto opposizione e aspetto. Fabbri rivendica da un lato il diritto a procedure con tempi ragionevolmente certi, dall'altro, nella sua denuncia circostanziata, che venga ristabilita la verità attraverso l'accertamento delle condotte di chi ha operato agli atti di indagine, dei superiori gerarchici e o funzionali. Mi auguro che la vicenda si chiuda nel modo come francamente deve chiudersi, cioè assolutamente con una tranquillità rispetto all'udienza preliminare che forse prima o poi avremo, laddove dovrà andarsi avanti con il falso, oppure con un'archiviazione, ma questo non dipende da me. Diciamo che io mi aspetto che venga ristabilito un equilibrio, soprattutto rispetto a una fiducia che il cittadino deve avere nei confronti dell'autorità giudiziaria, perché mai mi sarei aspettata di dovermi trovare in un frullatore di questo tipo, che, lo dico, ha compromesso sicuramente anche la mia salute. Un giovane cacciatore è rimasto ferito dopo essere scivolato per un centinaio di metri mentre cercava di recuperare un muflone appena abbattuto. L'incidente è accaduto questa mattina sul monte Pizze, in comune di San Gregorio nelle Alpi. I soccorsi sono stati allertati dal compagno di caccia del giovane, un 22enne di San Gregorio, che ha raggiunto il rifugio, le aeree, e ha lanciato l'allarme. Il ragazzo è stato recuperato dall'equipaggio dell'elicottero di Treviso Emergenze e dai tecnici di soccorso alpino di Feltre. Prestate le prime cure, l'infortunato, che ha riportato un taglio alla testa e un possibile trauma cranico, è stato imbarellato e trasportato all'ospedale di Belluno. Dal PNRR 1 miliardo per il rilancio di 250 borghi a rischio abbandono. Il comune di Rocca Pietore, tramite la regione Veneto, candida sotto guda sul pianto 20 milioni di euro. Rocca Pietore candida sotto guda per l'accesso alle risorse speciali previste dal PNRR per il rilancio dei borghi d'Italia caratterizzati da un processo di declino e abbandono. Sul piatto 20 milioni di euro finalizzati al rilancio economico e sociale di Sottoguda, che ha tutte le carte in regola per concorrere al finanziamento. Abbiamo dovuto correre molto velocemente per riuscire a mettere giù le idee necessarie, si spera, all'ottenimento di questo importantissimo finanziamento. Un'occasione unica e imperdibile per Sottoguda, borgo travolto dalla tempesta Vaia e che oggi conta una 70ina di abitanti. Lo spopolamento, e qua va fatto un inciso, del comune di Rocca Pietore in generale, ma anche del borgo di Sottoguda, è incredibilmente pesante. Siamo passati dai 1441 abitanti del 2000 ai 1156 abitanti del 2021. Un calo demografico importante che in prospettiva rischia di divenire ancor più preoccupante. La documentazione richiesta è stata inviata alla Regione, che ha tempo fino al 15 marzo per presentare la propria proposta. Io credo che i requisiti richiesti siano molto in linea con quello che Sottoguda può offrire, soprattutto la potenzialità che ha Sottoguda, e di questo ne sono sempre stato convinto. Quindi mi auguro davvero che questi 20 milioni di euro arrivino al comune di Rocca Pietore, che si possa fare un bel lavoro sul nostro borgo, che deve trainare assolutamente, deve essere da traino per tutti gli altri del comune.
Terminiamo con lo sport. Sci Coppa del Mondo femminile. Dopo il successo del 2018, una strepitosa Sofia Goggia è tornata a vincere la discesa di Cortina d'Ampezzo su un tracciato accorciato con partenza ribassato al rifugio Duca d'Aosta per vento forte in quota. Con il successo di oggi, il sesto in stagione, salgono a quota 5 le discese dominate dall'atleta azzurra, che domani è attesa nella prova di Super G. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. Continuano ad affluire correnti artiche sul nostro territorio. Ci attende una domenica stabile ma con clima freddo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto possibili locali nebbie sulla pianura durante le ore più fredde, ma in rapido sollevamento con il passare delle ore. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata, come vediamo, con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime sotto zero dappertutto, 1 grado a Venezia, massime sui 7-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, il cielo sarà terso e limpido e non sono previste piogge. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, qualche addensamento, specie sui settori più settentrionali, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.